creare questa cosa, questa sorta di triplete. Attenzione Zapata! Vi giuro, non la stavo vedendo perché non mi interessa. Anzi, in teoria, devo dire tutta la verità, stavo cercandola sui miei canali streaming così, e dato che non c'erano i titoli ho cliccato su una partita e ho trovato il Chelsea e mi stavo guardando il Chelsea, Higuain, Sarri, gli scambi. Ho detto fammi vedere se sto Chelsea è all'altezza del Napoli di Sarri o non ancora, e ci sono ancora troppe individualità. Hazard che va tutto in giro per il campo, ancora non sono pronti. Però poi tutti gli amici mi hanno scritto, hanno detto vedi bene, 2-0, Zapatone, Allegri espulso. Ma perché si fa espellere quando pigliano gol? C'era qualcosa su cui protestare? Non lo so perché non l'ho vista, quindi non metto bocca su questa cosa qua. Però è interessante, a questo punto ne dobbiamo parlare, altrimenti io non... La cerco però, perché se non la vedo come ne parlo, e la Roma se ne prende 5 ne deve prendere per forza 7. La Roma e l'Inter sono quelle squadre che quando io sto un po' depresso per il Napoli così mi fanno salire sempre il morale a 1000. Perché se noi teniamo problemi, voglio queste squadre qua, col doppio del nostro fatturato, con i giocatori, serve la fisicità al Napoli. La Roma tiene la fisicità. 7 palloni alla Fiorentina. Andiamo avanti. Siamo all'83esimo. 2-0 ragazzi, 2-0 è come Milan-Napoli, quindi può capitare. Però il Milan non è l'Atalanta. Addio, io se vogliamo essere onesti, l'Atalanta è più forte del Milan, per come gioca, per come ce la mette. Forse sono due squadre equivalenti, però è chiaro che la Juventus è più forte del Napoli, lo diciamo sempre. Non è che mo posso fare un video di 10 minuti perché ci saranno almeno 5 minuti di recupero per provare ad andare ai supplementari se fanno questo gol qua, Pjanic, quando ci sono i calci di punizione. No, niente. Quindi è interessante e dobbiamo parlarne di questa cosa, perché molti, capito, dei commenti, si è asciutta la Coppa Italia e se uscite pure voi, non succede, perché non succede, ma se uscite pure voi non salta il triplete, il famoso triplete che è quello che poi vi interessa. Non salta, mi dicono, perché avete vinto la Supercoppa e quindi trasformerete l'altra Supercoppa rubata, tra l'altro, come terza coppa, perché vincerete il campionato, la Champions, e ci aggiungete la Supercoppa invece della Coppa Italia, proprio per creare questa cosa, questa sorta di triplete. Attenzione Zapata! In una giornata fantastica per sé e per l'Atalanta. All'86esimo, a meno di 5 minuti dalla fine, l'Atalanta sta vincendo per 3-0 contro la Juventus. Cre, si dà shoot! Cre, si dà shoot! Fammelo vedere, lo so che non lo potrei postare per YouTube, ma... no, non si può finire di alluccare, perché Zapata! 3-0 contro la Juve! 3-0 contro la Juve, dillo! Ancelotti è buono. Ancelotti poi è di nuovo buono, perché se il Napoli perde 2-0 col Milan, Allegri che perde 3-0 con la Juve, che cos'è? Che bella partita che ha fatto Castagna, almeno il secondo tempo, perché non ho visto il primo. Attenzione Zapata, che vuole fare il quarto? No. È altro fallo. L'arbitro. Va bene così, non si parla di arbitri. O se ne volete parlare, perché Allegri si è fatto espellere, vuol dire che c'era qualcosa su cui protestare. Se volete parlare di arbitri, parliamo di arbitri, ma non è l'alibi dei perdenti. Fallo di frustrazione di Matuidi. Tra l'altro c'era un fallo, il solito fallo di Pjanic da dietro non ammonito, e poi dopo 2 secondi viene ammonito per proteste, quindi sorta di espulsione virtuale. Ma come al... Mamma mia Matuidi, mamma mia. Ragazzi, succede, vi dovete chiare la libretta e ve ne tornate a casa. Direi Cristiano Ronaldo sembra un po' nervoso. Come mai? Non è stato decisivo. Cristiano Ronaldo non è quello che è sempre decisivo nelle partite che contano. Signori, questa era una partita che contava, perché dentro o fuori Cancelo ha fatto un secondo tempo da schifo proprio, a livello di Isai proprio. Mo segnano, mo fanno 3-1 o 3-2 e poi
Nel recupero fanno pure 3-3 e tutto questo video diventa una barzelletta. Ma non credo. No, adesso meritano perché poi sono l'attacco. Sono l'attacco più forte del campionato. Stanno facendo delle cose straordinarie. Grande terzino. Castagne, figurati. Cioè, a volte i giocatori sconosciuti, vedi, sono meglio di quelli Canceli. Comunque ora a freddo, cambiamoci un attimo perché non è il mio stile assolutamente. Volevo fare i complimenti ad Allegri per l'intervista sulla Rai. Mi ha dato l'impressione di uno che ha saputo perdere. Quando l'hanno incalzato sugli arbitri c'era qualcosa da protestare, lui ha detto no, l'arbitro ha arbitrato benissimo. Non ho visto il primo tempo, quindi non lo so, ma nel secondo tempo ho visto quasi un tentativo di riaprirla con falli non chiamati, falli chiamati strani, ma non c'era niente da fare. Questa è quasi una di quelle cose che quando è nell'aria e non c'è arbitraggio che tenga. Questa è una cosa che ce la dobbiamo ricordare anche noi, che sì, siamo spesso vittime di decisioni particolari, però alla fine se sei forte e la svanghi. E questo deve essere il nuovo atteggiamento. Andare oltre quando si può. Poi ci sono cose che non si possono risolvere, ma andiamo avanti così. Ricordiamo che questo è un canale comunque che parla del Napoli, quindi non mi vorrei soffermare più di tanto sulla Juventus. Questo video serve per ricordare a noi stessi, a noi napoletani, che ci fa male essere usciti perché lo vedevamo come un obiettivo possibile, forse quello più facile, perché l'Europa League oggi è difficile. Dobbiamo semplicemente ricordarci che le partite secche sono così e può capitare, anzi capita anche del peggio ad altri. Quindi questi due risultati, 7-1 della Fiorentina sulla Roma e il 3-0, questo non è triplete, questo è 3-0, rivalutano un attimo secondo me anche quello che è successo nella partita nostra. Va bene così, andiamo avanti. Questo deve essere uno spunto per noi, come loro. Impariamo da loro questo, non impariamo altre cose, ma impariamo da loro che Allegri dice no, sono preoccupato, non sono preoccupato, perché anzi questo fa salire l'attenzione per la prossima partita. Ed è giusto, perché mo stanno in crisi. Non so che tipo di infortunio ha avuto Chiellini, ma hanno una difesa veramente in emergenza in questo momento. E sicuramente, per come sono loro nell'atteggiamento, la prossima partita faranno un partitone. Il Parma non vedrà la palla, perché proprio devono dimostrare, proprio in società, che loro possono fallire una volta, ma poi dopo subito ripartono. E questo dobbiamo fare pure noi. Dobbiamo fare gruppo, dobbiamo fare quadrato, il VAR, e ricompattarci e capire, ripartire dalle cose buone. Se vogliamo ripartire dal 4-4-2, ripartiamo da un regista che sia Hamsik o Fabian Ruiz, perché Fabian Ruiz sulla fascia, ragazzi, giocava anche bene quando c'avevi il regista, però di avere Allan no, specialmente questo Allan che è distratto ancora. Quindi ripartiamo dalle cose buone che abbiamo fatto, perché le abbiamo fatto un sacco di punti, abbiamo fatto delle bellissime prestazioni anche in Champions, quindi non è che improvvisamente va tutto male e Ancelotti non è buono. Ricordiamo quello che abbiamo fatto di buono e ripartiamo da lì per sistemare la situazione. Io ho un desiderio, ma farò un altro video a livello tattico per una formazione, diciamo la formazione ideale. Solo che la formazione ideale Ancelotti non la vede, perché li fa girare sempre tutti. È una scelta che magari può pagare nella seconda parte della stagione, e speriamo possa pagare a livello di freschezza in Europa League, perché durante il campionato questo è. Un bacio da New York. Valerio Fluido è tutto. Mercoledì da Leoni per la Dea. Baila come il papo. Chiavatevela, non è una brutta parola, perché in napoletano significa mettetevela con forza. Lingua è una parola normale e culo pure si può dire, non è che culo è una parte. Quindi ve la chiavate una lingua in culo. È il momento di farlo, così ristabiliamo un attimo le cose.